Edicola Friuli, anno nuovo, edicola nuova, trasmissione sempre la stessa. Oggi andremo in via Vittorio Veneto a Udine a conoscere un altro edicolante. E di che cosa parleremo? Il settimanale in edicola, questo primo numero dell'anno, è un settimanale molto ricco perché sono davvero tanti gli argomenti e soprattutto sono argomenti di stretta attualità. La copertina infatti è dedicata agli ambulatori. Si parla di sanità e della riforma che è giunta a metà del guado, questo è il titolo scelto. Allora, i posti letto negli ospedali sono già stati tagliati, ma l'assistenza sul territorio non decolla e la regione ci ripensa e ripensa soprattutto al numero dei CAP. Doppia pagina dedicata al riordino della sanità e a questa riforma che è ancora un po' zoppa, scrive Hubert Londero. Dopo 3 anni dalla sua approvazione sono stati quasi completati la riorganizzazione delle aziende e i tagli del posti letto, ma sul fronte dell'assistenza primaria c'è ancora molto da fare. E allora ecco che ci spiega che cosa c'è da fare, il perché della polemica e soprattutto che cosa sono i CAP, i centri d'assistenza primaria. Andiamo avanti con l'inchiesta e c'è un'altra doppia pagina dedicata all'opinione, al parere dei medici di medicina generale. La riforma segue le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la direzione non può essere che quella già tracciata, ma diversi aspetti sono ancora migliorabili. Questa è l'opinione di Romano Paduano, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generali, che è stato intervistato da Valentina Viviani. E poi ovviamente opinioni varie sull'utilità e su cosa fanno realmente i CAP. E infine, contattare il CAP, un'odissea al telefono e anche online. Difficile, soprattutto sul web, accedere ai servizi o interpellare i centri di assistenza primaria e Valentina Viviani ci spiega il perché. Ma sul numero in edicola ci sono anche tantissimi altri argomenti. Si parla di pesca perché la legge che ha cancellato dopo ben 46 anni l'ente tutela pesca scontenta molti. Il rischio, scrive Alessandro Di Giusto, è che nel 2018 non si riesca a organizzare per tempo la nuova struttura. C'era insomma una volta l'ente tutela pesca e dal 2018 la parola pesca è scomparsa per cedere il passo a patrimonio ittico. Ma i cambiamenti apportati dalla riforma firmata dall'assessore Paolo Panontin sono più sostanziosi di un semplice cambio di nome e qui Alessandro Di Giusto ci spiega che cosa è successo. Andiamo avanti, ci spostiamo invece nella destra tagliamento. Proprio questa settimana un incidente mortale, l'ennesimo, ha fatto nuovamente puntare i riflettori sulla Cimpello Sequals, la strada killer che da oltre 20 anni è un vero e proprio incubo per gli automobilisti. Nel Friuli occidentale è stata inaugurata nel 1998 e questa arteria doveva essere il preludio a un'autostrada che avrebbe collegato appunto il capoluogo Pordenone fino a Gemona. In 2 decenni però ha stroncato parecchie vite e l'ultima proprio appunto il 10 gennaio scorso. Andiamo avanti e parliamo anche di cultura perché a gennaio, come sempre, da 43 anni ormai, è tempo di premio Nonnino e allora la cultura brinda con il territorio. La 43esima edizione si celebrerà il prossimo 27 gennaio a Percoto ed ecco qui chi sono i vincitori, le motivazioni e tante altre informazioni su questo appuntamento ormai entrato nella nostra tradizione, uno degli eventi più seguiti e in questa edizione abbraccerà scrittori visionari, filosofi trascendentali e giovani creativi che vanno alla scoperta del passato. E poi invece Andrea Ioime ci anticipa, dopo il bilancio di fine 2017, cosa ci dobbiamo aspettare per il 2018 e si parla naturalmente di live, concerti. Alle spalle i contraccolpi della crisi, il numero dei grandi concerti in Friuli Venezia Giulia è tornato a salire già nel 2017, un anno archiviato con soddisfazione e si pongono appunto le basi per un anno nuovamente ai vertici ed ecco le prime anticipazioni. Solo per ricordare alcuni dei protagonisti dei prossimi mesi, vedete David Byrne, Simple Minds, Iron Maiden, Bruno Rissas, Cesare Cremonini e la città di Trieste scelta per il DVD Books of Soul. Insomma, tanti nomi grossi e sicuramente tanti ancora ne verranno. E infine vi ricordo che è ormai alle battute finali il concorso dei presepi abbinato appunto al settimanale Il Friuli. C'è tempo fino al 21 gennaio tramite coupon cartaceo
che vale 20 punti, o voto online che ne vale 1, e si possono scegliere le opere realizzate dai bambini delle scuole della nostra regione. Quindi affrettatevi, i coupon li trovate nel numero in edicola questa settimana, ma potete votare anche appunto online consultando il nostro sito www.ilfriuli.it, e qui ecco la galleria dei nostri presepi. Adesso però ci mettiamo in marcia e partiamo per la nostra prima edicola dell'anno, e andiamo in centro città a Udine, in via Vittorio Veneto. Andiamo, venite con me. Eccoci arrivati in via Vittorio Veneto 55. Oggi andiamo a conoscere appunto una nuova edicolante, Alice Martinis. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi gestite questa edicola da qualche anno, lei gestisce questa edicola da qualche anno, però in via Vittorio Veneto diciamo non siete nuovi dal punto di vista lavorativo, perché in precedenza gestivi il tabacchino. Il tabacchino, sì, da 7 anni ormai. Quindi sì, diciamo che abbiamo fatto un po' di strada, e poi abbiamo deciso di estendere il lavoro anche con l'edicola per dare un servizio in più in questo lavoro, dove c'è bisogno di dare un'ampia scelta alle persone per farle ritornare, ecco, secondo me. Insomma, è una delle vie storiche del centro di Udine, spesso al centro anche di polemiche, perché si potrebbe fare di più. Molti negozi hanno insomma lasciato, poi ce ne sono altri per fortuna arrivati, però insomma è una via che necessita forse anche di una cura maggiore. Sì, sicuramente purtroppo i cartelli adesso di chiusura si sono moltiplicati in questa via. Ci sarebbe bisogno di qualche iniziativa forse, e non di chiusura. Per fortuna noi lavoriamo molto con gli uffici, quindi quelli non mancano, è un lavoro che funziona. Però magari dare un po' più di stimolo anche ai giovani con degli incentivi non sarebbe male, per poter insomma tirare su non solo la via ma un po' tutto il centro. Quindi insomma c'è comunque una presenza sul territorio dell'edicolante anche in una via del centro come questa, che è comunque sensibile. Ci sono delle persone che ormai insomma sono di casa, l'edicolante è un po'... Sì, è una figura un po' di riferimento, sì, sono tante persone, noi abbiamo una clientela medio-alta come età, e vedo che hanno piacere a tornare magari per scambiare una parola, o perché sì, magari nella fretta, nella confusione, perché per fortuna è un negozio dove gira tanta gente, ma c'è il momento per la confidenza, e questo fa piacere. Insomma, bisogna anche avere un sorriso per tutti sempre, se no non si fa. È un mestiere però sappiamo anche molto faticoso, perché insomma, come dico sempre, richiede un impegno settimanale orario non da poco. Sì, è un bel impegno, soprattutto poi con l'edicola, perché abbiamo degli orari veramente tosti. Però è un sacrificio, noi lo facciamo per il nostro futuro, e poi abbiamo una bimba piccola di 3 mesi che portiamo qua, lavora con noi almeno mezza giornata, e quindi lo facciamo per lei volentieri, perché comunque un'attività propria dà delle soddisfazioni diverse rispetto a fare qualcos'altro, e mi piacerebbe farla crescere sempre di più, ecco. Quindi il sacrificio costa, però hai dei risultati che ti fanno stare bene. Le edicole moderne offrono molti servizi al pubblico, non solo giornali, non solo tabacchino, non solo giochi, ma anche altro, perché così si è sempre più vicini al pubblico e si fa un lavoro di servizio capillare. Purtroppo, essendoci un calo tangibile sulla vendita di giornali, la gente fuma anche di meno rispetto a magari 10-20 anni fa, quindi non ci si può basare esclusivamente sulla vendita di tabacchi e riviste. Allora abbiamo pensato di integrare con dei servizi quali spedizioni di DHL, quindi ricezione di pacchi in conto deposito per i clienti che poi li vengono a prendere, piuttosto che proprio spedizioni effettuate da noi per conto di DHL, come non so, lavoriamo tantissimo con gli uffici per quanto riguarda la vendita di marche da volo, contributi unificati, quindi per l'Agenzia delle Entrate, cancelleria e quant'altro. Quindi sommando le varie cose poi c'è un buon risultato, siamo contenti, il riscontro da parte della clientela è molto positivo,
Nel numero in edicola questa settimana si parla anche del premio Nonino, che è uno, diciamo, dei tanti piccoli premi nati piccoli ma diventati poi grandi, che vedono protagonista la nostra città e le danno vita. Il premio Nonino piano piano, anno per anno, è diventato forse uno dei più importanti premi nazionali, il più importante sicuramente premio in ordine alla saggistica in Italia. E questo a merito di una famiglia che ha investito, una famiglia friulana che ha investito di propria tasca sulla cultura, cosa che io mi auguro facciano tante persone friulane che sono sempre attente all'elemento culturale. C'è stata una riforma sanitaria, insomma, che ha un po' cambiato le cose a livello regionale. C'è chi è contento ovviamente, chi no, come sempre. Qual è la sua opinione? Mi dispiace che certe realtà vengano chiuse o trascurate, tipo l'ospedale di Gemona, perché è una cosa che funzionava bene. No, se dovesse, per me, ecco, quello è un punto dolente. Le volte che ho chiesto qualche visita a qualcosa mi ha sempre fatto aspettare tempi molto lunghi. Ho chiesto per i denti un mese fa, mi hanno chiesto per la visita, me la farebbero ad aprile. Questo è uno dei punti. Allora, se deve essere la sanità bisogna intervenire con la certa. Se non hanno abbastanza medici, che ne prendano degli altri. Mi dispiace, non sono informata invece, non ne so niente. Le funzioni statali sono molto confuse nella regione ex autonoma Friuli Venezia Giulia. Il mio parere è che l'autonomia, come era stata gestita da Comelli, era un autentico capolavoro. Tant'è che come tecnica legislativa ripeteva la normativa statale e negli ultimi 2 articoli diceva in quel caso si fa così, in quel caso si fa così. Una cosa posso dirle, mi è dispiaciuto tantissimo che sia stato chiuso o parzialmente chiuso l'ospedale di Cividale. Un'analisi del sangue banalissima, che si andava in un posto e si otteneva il risultato lì e si otteneva magari anche il giorno stesso in tanti. Adesso il fatto di accentrare comporta il fatto di dover aspettare 2 giorni, 3 giorni. Certo, c'è la possibilità di vederlo dal punto di vista telematico il risultato, ma quanta gente è in grado di fare questo? Edicola Friuli per oggi finisce qui. Salutiamo e ringraziamo naturalmente per l'accoglienza Alice ed Emanuele, e dietro le quinte abbiamo anche Ginevra, sì, la bimba e non solo, anche Viola che è la cagnolina. Siamo una grande famiglia che avrete sentito abbaiare, quindi un saluto da tutti noi e grazie per essere stati dei nostri oggi. Grazie a voi. Grazie a voi.